L'anomala siccità del 2012 non ha compromesso l'importante sistema agroalimentare della nostra regione, tanto che il valore della produzione ha raggiunto la cifra record di 5,34 miliardi di euro. Questo è il primo dato fornito da Veneto Agricoltura, un dato in crescita anche se di poco, che va analizzato in tutte le sue componenti. Il mondo dell'agricoltura sta andando ancora bene, sta dando segnali positivi, va anche quest'anno ad apportarsi al secondo posto dopo il settore turistico. Diciamo che stiamo cercando di dare qui in Corte Benetina oggi alcuni dati stando bene con i piedi per terra. Abbiamo visto un mondo dell'agricoltura dove tante imprese stanno chiudendo, ma stanno aumentando il numero di addetti al settore, sia a livello di indipendenti sia a livello di dipendenti d'azienda, per cui questo vuol dire che anche tanti giovani o media età vanno a dedicarsi al mondo dell'agricoltura. Settori più colpiti ovviamente si fa riferimento a quelli che hanno sofferto principalmente quel grosso periodo e lungo periodo di siccità, quindi il mais con una produzione in alcuni posti, in alcune aree veramente significativa, comunque mediamente del 35%, e idem è uguale anche per la soia. E c'è un dato che la dice lunga sul cambiamento di abitudini alimentari legato alla crisi, ma forse anche ad un nuovo stile di vita. Si mangia meno carne, diminuiscono così i bovini allevati per la macellazione.